Un saluto a tutti i gentili telespettatori, siamo in compagnia di Matteo Collura, siamo in occasione delle celebrazioni dell'80° anniversario della consegna del Nobel a Luigi Pirandello. Matteo Collura, come sapete, è giornalista e scrittore, autore fra l'altro di un pregevole libro dal nome Il gioco delle parti. Un saluto quindi a Matteo Collura intanto. Buonasera Collura. Buonasera a voi tutti. Perfetto, allora io comincerei proprio questa celebrazione alla quale Matteo Collura non poteva mancare, proprio domandandole a questo punto, andando diciamo dritti al punto. Lei ha scritto, come abbiamo già detto, un libro sul tema, sulla vita di Luigi Pirandello, svelandone anche vari risvolti poco conosciuti. Ecco, però partirei dal nodo centrale della questione, appunto il rapporto fra Pirandello e il Nobel, un rapporto che non fu, se vogliamo, facile, nel senso non fu facile arrivarvi al Nobel per Pirandello per questioni che lei ha spiegato nel suo libro e che ricollega a ragioni politiche. Ce le vuole spiegare? Intanto bisogna dire che negli anni in cui Pirandello era in vita ed era già, diciamo, nella rosa dei possibili candidati a riceverlo, il premio Nobel per la letteratura è un premio molto importante, molto più importante di quanto possa esserlo adesso. Ecco, per cui gli stati allora, le singole nazioni, si davano da fare per poter assicurare questo premio al proprio paese. Ecco. E Pirandello ci tentò, lui scrisse quando venne a sapere di averlo ricevuto la stessa mattina in casa sua, scrisse su un taccuino buffonate. In realtà ci teneva da anni, se lo aspettava, aveva legato, come dire, aveva rafforzato le sue amicizie con ambienti vicini alla giuria del Nobel a Stoccolma, quindi quando arrivò questo premio Nobel, ecco, lui se lo aspettava. Non gli era stato dato in precedenza proprio per non fare ombra ad D'Annunzio, perché come sappiamo viaggiavano sulle stesse, sono scrittori che appartengono diciamo, allo stesso periodo, per cui si facevano ombra vicendevolmente. D'Annunzio era una sorta di artista di regime, come in effetti avrebbe voluto esserlo anche Pirandello, anche se Pirandello diciamo, spazia in maniera diversa. Ecco. E comunque quando arrivò questo premio Nobel, Pirandello se l'aspettava e anzi era convinto che raramente questo premio era stato dato così in maniera oculata come quella volta in cui toccò a lui. Ecco, ma infatti ritornando a questo primo premio Nobel mancato, quindi diciamo che lui lo guadagna, se vogliamo dire, Pirandello alla seconda occasione. Riguardo alla prima occasione, cosa accadde? Fu l'anno, se non sbaglio, in cui lo ricevette, probabilmente credo, grazie a Deledda. Cosa accadde in quella prima occasione? Proprio lo diedero a Grazia Deledda per non darlo a Pirandello perché questo avrebbe fatto incavolare D'Annunzio. Mentre invece nel 1934 i giurati del premio non ne vogliono sapere di altre beghe e assegnarono il premio giustamente, devo dire, al maggiore drammaturgo in circolazione in quegli anni. Ecco, questo diciamo dà ovviamente un'idea del peso politico che aveva il fascismo in quegli anni. Ora proprio del rapporto col fascismo, il suo libro tratta molto il rapporto fra il fascismo e Pirandello, un rapporto se vogliamo controverso, non sempre sereno, e in un modo o nell'altro lei definisce Pirandello fascista ma non lo definisce al contempo fascista, quindi ce lo vuole spiegare un attimo questo rapporto col fascismo di vicinanza e non vicinanza politica al contempo? Pirandello, come ognuno di noi, è figlio del proprio tempo. Ecco, lui nacque nel 1867, quindi ha vissuto molto a lungo nell'Ottocento, poi ha vissuto 36 anni nel Novecento. Essendo nato nella seconda metà dell'Ottocento, lui visse la grande stagione risorgimentale e in essa vide una possibilità di riscatto per l'Italia, per la Sicilia, insomma, mentre con lo scandalo della Banca Romana, proprio sul finire dell'Ottocento, vide naufragare tutte le speranze che non solo i siciliani ma gli italiani di buona volontà
avevano riposto nella rivoluzione unitaria, ecco, nel risorgimento. Per cui da qui nasce il suo antiparlamentarismo e la sua adesione al fascismo. Dicevo figlio dei tempi, Pirandello ha avuto un torto, quello di morire nel 1936, che è l'anno, dice De Felice, del migliore consenso degli italiani. Gli italiani sono praticamente tutti fascisti. Se fosse morto nel 1940, nel 1942, come tanti altri italiani, probabilmente sarebbe stato un severo antifascista. E morì nel 1936, non ce la fece a ricredersi, perché allora il fascismo funzionava. Ecco. E poi Pirandello sperava, al di là diciamo, della sua ideologia, Pirandello non è un politico, assolutamente, Pirandello anzi direi che non si occupa mai di politica, ma lui aspirava ad avere, a diventare il capo, diciamo così, il supervisore della drammaturgia teatrale italiana, e Mussolini lo tiene lì, gli fa capire certe volte che è lì per concedergli questa grande onorificenza, altre volte invece lo prende in giro. Insomma, fatto sta che Pirandello spera sino all'ultimo, fino all'anno della sua morte, che come sappiamo è il 36, ecco, Pirandello spera di avere in mano il teatro italiano. Ecco, proprio nel suo libro si racconta della richiesta fatta a Mussolini, della visita per chiedere la direzione proprio del Teatro Nazionale a Roma. Al contempo comunque traspare la voglia di arrivare a un premio prestigioso come il Nobel. Vorrei sapere da questo punto di vista come si mischiano un po' ambizione, voglia di prestigio, narcisismo in Pirandello. Diciamo che era una voglia di ascesa per motivi di potere o artistico? Ma Pirandello è un artista ambizioso, però la sua ambizione non è fondata sul nulla, cioè non è costruita sulla carta, è un'ambizione che ha la sua giustificazione. Insomma, Pirandello è consapevole di essere un genio, ecco. Credo che proprio la sua infelicità deriva anche da questo, cioè dalla consapevolezza di essere un genio in vita, perché normalmente i geni non fanno in tempo ad accorgersene. La genialità viene attribuita dopo agli artisti, ai grandi scienziati, insomma, ai grossi personaggi. Lui invece ne era consapevole, e infatti aveva una idea dei suoi colleghi, di tutti gli altri che scrivevano, un'idea piuttosto negativa, insomma, cioè lui riteneva che pochissimi potessero essere alla sua altezza, ma questo non perché fosse presuntuoso, perché era consapevole di essere un grande. Bene, ora per concludere, quello che mi premerebbe sapere sarebbe soprattutto per le ragioni, diciamo, del Nobel e anche un suo parere, lei che è un conoscitore dell'opera pirandelliana, dato che il Nobel è il premio sicuramente per uno scrittore, per un artista più alto che noi conosciamo, quali sono secondo lei le ragioni e i meriti di questo Nobel e quindi l'importanza di Pirandello nel Novecento e cosa di fatto ha portato la giuria a voler assegnare il premio Nobel a Pirandello, l'importanza quindi della sua opera? Siamo nel 1934, Pirandello ha già rappresentato l'Enrico IV, i 6 personaggi in cerca d'autore, che segnano un prima e un dopo del teatro mondiale, del teatro diciamo dell'Occidente. Il 1921 è l'anno in cui si rappresenta per la prima volta i 6 personaggi. Ha scritto romanzi importantissimi come Uno, Nessuno e Centomila, il Fu Mattia Pascal, che è una sorta di manifesto del Novecento. Insomma, il 34 è l'anno giusto per un Nobel dato a Pirandello. Le sue opere sono rappresentate in tutto il mondo. Quando lui andò a ritirare il Nobel nel 1934, nel dicembre del 1934, poi lui non soltanto alcune sue opere furono rappresentate in Germania, ma anche in Cecoslovacchia, allora c'era la Cecoslovacchia, e poi anche in Francia, e negli Stati Uniti, e in Sud America, in Brasile, in Argentina soprattutto, ma in tutti i paesi di lingua latina, diciamo spagnola e portoghese. Nel Sud America si rappresentavano le opere teatrali di Pirandello, in tutta l'Europa continuamente, cioè era un personaggio veramente celebre.
Ultimissima domanda davvero, questa volta da Agrigentino. Da Agrigentino lei ha parlato di Agrigento e in un'intervista che abbiamo recentemente riproposto sui nostri schermi diciamo, parlava dell'orgoglio che bisognerebbe avere nell'essere agrigentini, anzi di come dovremmo valorizzare la nostra città. Questa è una città a cui si associa, forse abusando, il termine pirandellismo troppo spesso, quindi vorrei sapere un po' da lei alla fine che cosa, da agrigentino e da studioso, secondo lei cosa rimane nel bene e nel male di Pirandello ad Agrigento? Intanto io proibirei per legge l'uso del termine pirandellismo, perché è un alibi che gli agrigentini trovano, e non soltanto loro, insomma, comunque parlo degli agrigentini, per giustificare tutte le loro manchevolezze, insomma tutto ciò che non funziona. Pirandellismo, questa è la città di Pirandello, non significa niente. Pirandello, se fosse ritornato al mondo e vedesse Agrigento oggi, direbbe delle cose terribili su Agrigento. Ecco. E per quanto riguarda Agrigento invece, città importante, lo è non per le condizioni attuali in cui vive, in cui si trascina, direi, perché non a caso è in una delle classifiche che sono state rese note nei giorni scorsi, è l'ultima delle città italiane per vivibilità. Ecco, ma perché è Agrigento, la Valle dei Templi, cioè il patrimonio archeologico e artistico, storico, culturale di Agrigento è enorme e ne fa una delle più importanti città italiane ed d'Europa. Ringraziamo Matteo Collura per il tempo che ci ha concesso in collegamento via Skype e ci auguriamo di vederla presto qua nella nostra città. Un saluto Matteo Collura. Grazie a voi, arrivederci.